hanno avuto mesi di tempo per prendere eventuali risultati di altri partiti che potessero confluire in questo partito, altrimenti sarebbe stato proibito in altri tempi. Sì. In questo mese sono riusciti a portare dentro il partito un senatore, 24 deputati di Stato, 82 204 sindaci, 3.500 consiglieri di sindacalisti, più migliaia di attivisti. Sono organizzati in tutti i territori del Brasile. Também organizamos hoje já mais de 60% dos 3.000. Sono organizzati nel 60% dei 100.545 Levando em conta que hoje nós temos in questi 180 lógico que só conseguimos fazer toda essa organização em pouco tempo. Chiaro che questo cammino hanno dato molto i sindacati, i pensionati e le associazioni. E questo vuole illustrare quali sono gli obiettivi del partito. E nos ajudaram muito Perché ci avete aiutato molto nell'organizzare questo sia all'inizio del secolo XX, quando sono arrivati i primi migranti italiani in Brasile, fino all'inizio mais recentemente, ma più di recente abbiamo avuto un grande aiuto da lui. quando estivemos aqui há muito tempo atrás, La prima volta che è venuto qua, ormai quasi 20 anni fa, e copiamos de ci você. avete aiutato a creare, copiando il sistema del sindacato dei pensionati della UIL. E hoje um dos maiores, aliás, é o maior sindicato do Brasil, graças ao apoio que nós recebemos da UIL Pensionati. Muito. Isto mostra um pouco dessa Grazie a questo accordo, questa parceria, questa unione che c'è stata con la UIL Olímpica italiana. e queste cose erano fatte. Il giorno che è venuta c'era una manifestazione, parlavano di Ronaldo, addirittura hanno fischiato. Brincadeira à parte, nós organizamos um partido. Dobbiamo organizzare questo partito perché in Brasile non esiste più un partito che realmente faccia gli interessi dei lavoratori. A situação é exatamente a mesma na Itália. Come è successo in Italia, quando la sinistra prende il potere abbandona Dos i aposentados. pensionati neanche si parla. Nem ouvi falar. Então nós achamos que é possível ter um partido para voltar a defender. Loro vogliono invece fare un partito che veramente difende l'interesse dei pensionati, dei lavoratori e di tutto il settore. Per fare un esempio, l'attuale presidente Dilma non ha accolto una richiesta dei lavoratori di questi 4 anni. Come in Italia. Cosa ne fa? Então um pouco disso que nós acreditamos que é possível. Questo è l'anno elettorale per cui credono molto che si possa arrivare a questo obiettivo. Questo partito è di opposizione al governo e il governo ha messo tutti gli ostacoli perché questo partito non nascesse. Talvez quem mais sabe disso aqui são os dois E gli avvocati sanno bene quello che hanno dovuto faticare. Nós organizamos, então nosso partido deverá estar Il 6 di ottobre questo partito sarà all'opposizione del governo di eleições de outubro. Gostaríamos de manter essa relação com a UIL, com os aposentados italianos, porque essa parceria sempre deu certo, sempre funcionou e nós queremos continuar juntos. Queremos também manter uma relação, como sempre tivemos com a Ital, che sempre noi. Dice che vuole continuare anche con l'Italia, chiaramente perché avevano avuto molti voti grazie all'Italia. La parceria e speriamo. Spera di continuare questa unione anche nel particolare. È fondato da quando il partito e come si chiama? O partito chama-se Solidariedade, nós construímos e foi organizzato durante il partito dopo un anno di lavoro è stato ufficializzato, conosciuto dal governo federale il 24 di settembre e questo partito ha già una rappresentanza in Parlamento di 24 deputati. Può essere definito un partito erede di Lula? Acho que
Dentro do princípio, sim, né? Porque o princípio era defender os trabalhadores, defender os aposentados. O che di certa maniera il partito erano gli stessi principi, nel senso che anche il partito di Lula era nato come un partito di difesa dei lavoratori. Purtroppo negli ultimi tempi hanno abbandonato questa causa della difesa dei lavoratori, mentre invece il partito di Solidarietà intende continuare a rappresentare gli interessi dei lavoratori e dei pensionati. Parla molto del Brasile come di un paese in ascesa, in rapida ascesa, eppure le sacche di povertà sono ancora molto grandi e quindi hanno bisogno di un partito forte? Talvez hoje seja o grande problema do Brasil. O Brasil che vinha crescendo. Questo sviluppo del Brasile purtroppo negli ultimi tempi è rallentato, mentre negli ultimi anni c'era uno sviluppo costante del 6-7%, nell'ultimo anno lo sviluppo è stato soltanto del 2%, è inferiore a tutta l'America del Sud. Per cui c'è una preoccupazione da parte non solo delle forze sindacali dell'impiego, ma preoccupazione, ma anche da parte delle industrie che notano questo rallentamento. Per cui questo è sicuramente uno degli obiettivi che il partito sta mettendo in campo in questi primi mesi di vita, e già hanno una presenza significativa in tutti gli stati del Brasile. Hanno iniziato già una serie di attività nel 60% del Brasile. Ha avuto contatti già con i partiti politici italiani? Este encontro está vindo na Itália exatamente para isso. Tivemos ontem dois bons encontros, dois encontros importantes. Primeiro com o Partido Socialista Italiano e segundo com o Partido Democrático. Né? Para nós foi muito importante porque fomos recebidos pela direção dos partidos e estamos iniciando uma parceria entre o Solidariedade e os partidos de esquerda na Itália. Incontrerà anche il candidato alla presidenza dell'Unione Schulz in questa tornata italiana. Non so. Faremo una riunione a Bruxelles nel Parlamento europeo. Giustamente Paolino sta ricordando che questa missione, oltre che incontrare come è stato oggi da Italo, con i pensionati e successivamente da Will, è un incontro con i partiti della sinistra italiana e europea. Ieri a Roma hanno incontrato la direzione del Partito Socialista e del PD, il Partito Democratico, e mercoledì saranno a Bruxelles per avere un incontro con i rappresentanti del Partito Socialista Europeo. Questo nuovo partito ha un ampio seguito, anche se in poco tempo. C'è anche un seguito in Italia, dei brasiliani che vivono in Italia? Nós estamos organizando o partido exatamente para defender as pessoas que precisam. E nada melhor do que não só defender os trabalhadores que estão no Brasil, os aposentados que estão no Brasil, mas também fazermos uma parceria aqui com os partidos de esquerda na Itália e na Europa. E também temos hoje uma grande relação com a UIL Personati, e temos, não é de hoje, uma história já de parceria, e nós queremos manter essa parceria agora com Solidariedade, com o nosso partido brasileiro. E in Brasile ci sono molti italiani che hanno aderito al suo partito? Di origine italiana? Vários companheiros, né, que têm origem italiana já nos estão nos ajudando, como o Primo, como o Guido, como outros companheiros, como Bugarelli, Nocentini, vários companheiros descendentes de italianos estão nos ajudando na organização, como fizeram lá atrás na organização do movimento sindical, como fizeram na organização do Sindicato Nacional dos Aposentados Brasileiros, vão agora nos ajudar na organização do Solidariedade. Esqueci de dizer que a minha advogada também tem cidadania italiana, e o líder do meu partido na Câmara, Fernando Francischini, também tem descendência. Il discorso dell'immigrazione sicuramente, ricordava Paolino, essendo un partito che difende gli interessi dei lavoratori, delle fasce
della popolazione che hanno più bisogno, l'immigrazione rientra tra i loro obiettivi e intendono sviluppare questo lavoro con i partiti e con i sindacati italiani ed europei, perché sicuramente uno degli obiettivi che vogliono raggiungere. Per quanto riguarda la presenza italiana in Brasile, non solo stanno seguendo con interesse gli italiani in Brasile questo nuovo partito, ma c'è un'ampia rappresentanza anche dentro la direzione del partito di dirigenti che sono di origine italiana, che hanno la cittadinanza italiana. Lei è un uomo politico in Brasile, cosa pensa della situazione italiana? Acho que a Itália passou por uma dificuldade bastante grande, né, com a saída do Berlusconi, né, com a retirada de um presidente. Isso cria um embaraço político, a entrada de um novo presidente, um novo governo, com novas ideias. Oltre che la crisi economica che ha colpito tutta l'Europa e che non ha risparmiato l'Italia, in Italia c'è stata una crisi politica legata alla fine del governo di Berlusconi e chiaramente al passaggio che si è creato un nuovo governo, ma lui vede con interesse queste novità che sta introducendo il nuovo governo, vede molto attivismo sulle riforme, anche coraggio come nella riforma del Senato, per cui è convinto che grazie a questo nuovo slancio l'Italia recupererà sicuramente. Una sua giovane collega eletta al Parlamento italiano, residente in Brasile, nata in Brasile, l'onorevole Bueno, ha dichiarato ad Italian Network che ci vorrebbe un premier come Renzi in Brasile. Condivide? Renata è figlia di un grande amigo nosso, Rubens Bueno, que é líder do PPS na Câmara, muito amigo meu, que eu também sou paranaense, embora pedir voto para o Fábio, né? Fábio Porta, e também para o Longo, né? Que é o nosso senador. Mas a Renata é uma grande companheira, então eu sei de que concordo exatamente com ela, que é preciso mudar a política brasileira. E por isso, tanto ela quanto o meu partido Solidariedade estaremos na oposição este ano para tirar o atual governo que já está há 11 anos e que abandonou os trabalhadores. Então, portanto, concordo com ela de que é preciso mudar a política brasileira.